Stamattina il sottoscritto presenterà un esposto alla Procura della Repubblica, in quanto dalle ultime notizie di stampa è stata pubblicata la lista dei grandi debitori, dalla quale si evince che fino alla fine, cioè nell'epoca post-consoli di Veneto Banca, anche la gestione successiva ha continuato a prestare soldi con faciloneria fino a svuotare, a nostro avviso, le casse di questa banca. Pertanto oggi chiediamo alla Procura che indaghi anche per i fatti e per le gestioni post epoca consoli, quindi per gli anni 2015, 16 e 17 fino alla messa in liquidazione coatta, chiedendo in più alla Procura che chieda al Tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza di questa banca affinché si possa aprire uno spiraglio di reati fallimentari, tra cui la bancarotta preferenziale, e con tutte le conseguenze del caso che riguardano il fallimento, come le revocatorie fallimentari, eccetera. Parlando di fallimento si potrà parlare anche di una parte economica per i cittadini, si potrà tornare a capo di questa situazione? Chiaramente sì, attualmente oggi i consoli, Trinca e gli altri membri del CDA sono imputati davanti al giudice di udienza preliminare di Roma per reati di ostacovigilanza e aggiotaggio. Chiaramente se ci fosse anche la dichiarazione di stato di insolvenza con l'apertura dei reati fallimentari dovrebbero esserci anche le contestazioni di questo tipo di reati, che hanno delle prescrizioni molto più lunghe rispetto ai reati per i quali oggi è processo, con possibilità molto più evidenti anche per le revocatorie fallimentari che dovrebbero essere promosse per i soggetti costituiti di parte civile di recuperare chiaramente i risparmi persi. Ecco. Per quanto riguarda Veneto Banca, sono coinvolti 87.000 soci e si parla di un ammontare di circa, mettiamo 8 miliardi, qualcosa meno, 8 miliardi di risparmi bruciati, diciamo, in pochi anni. Ecco. Purtroppo i tempi della giustizia spesso sono anche troppo lunghi. Noi comunque ci auspichiamo che il pubblico ministero prenda evidentemente a cuore questa vicenda e indaghi subito per questi reati e ravvisi subito le ipotesi eventualmente di bancarotta, previa chiaramente richiesta di dichiarazione di stato di insolvenza delle banche. Ad ogni modo noi ogni giorno solleciteremo la Procura affinché provveda quantomeno a far dichiarare la stato di insolvenza di queste banche, a seguito del quale si potrebbe aprire un canale, un quadro molto più diverso di responsabilità per i reati chiaramente fallimentari. La Banca d'Italia ha evidenti colpe nel non aver fatto una vigilanza sufficientemente forte nel caso di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza. A questo punto la Banca d'Italia potrebbe benissimo mettere dei soldi e invece che distribuire gli utili alle banche private, che sappiamo la Banca d'Italia è in parte privata, non distribuisce gli utili e li mette in questo fondo che avrebbe una dotazione finalmente decente, cioè non possiamo pensare di poter andare a ristorare 200.000 soci con 50 e più, perché poi abbiamo anche tutti gli altri soci delle banche d'Italia coinvolti nei vari crack, ricordo Etruria, Carimarche eccetera. Noi non possiamo andare a ristorarli con 50 milioni. Se la Banca d'Italia e le banche private facessero la loro parte, restituendo un po' di fiducia anche ai risparmiatori, visto che in questi ultimi anni sono stati crack su crack, crediamo che sarebbe una cosa buona. Noi abbiamo presentato una proposta che le banche private apportino a questo fondo almeno 1 miliardo, perché con 1 miliardo si potrebbe pensare di dare qualcosa ai 350.000 soci che sono stati fregati tra Etruria, Veneto Banca, Vicenza, Carimarche, Cariferrara eccetera. Con 50 milioni non si fa assolutamente nulla. Quello che si chiedono tutti i cittadini appunto è anche questo: di chi è la colpa di questo crack in questo momento? La colpa è una filiera di colpe, la colpa è innanzitutto del management delle due banche venete, poi la colpa è di chi ha vigilato male con la Banca d'Italia, la colpa è della Consob che ha approvato dei prospetti farlocchi, la colpa è anche della BCE che è intervenuta tardi e la colpa è anche della politica che ha fatto finta che tutto andasse bene quando tutto andava male.